Quistello la piccola Parigi, terza edizione, un evento che era nato per portare a Quistello un po' di gioia, un po' di festa dopo i tragici eventi sismici del maggio 2012. Il primo anno una ventina di artisti, uno spazio di poco più di un centinaio di metri quadrati. Oggi siamo in tutta piazza Matteotti e in via Cesare Battisti. Un successo, gli artisti sono triplicati, il merito va a una quistellese, Caterina Borghi, che ha organizzato, fortemente voluto tutto questo progetto e questa iniziativa, nato quasi per scherzo, da una maglietta, non ci fermiamo, successo di Quistello dopo il terremoto appunto. E quindi in questa atmosfera quasi idilliaca direi che per un giorno, il giorno della fiera, quasi ci dimentichiamo dei nostri problemi e viviamo una giornata di spensieratezza, con un bellissimo connubio tra i nostri concittadini quistellesi e gli artisti che sono venuti a trovarci da ogni parte d'Italia, Firenze, Modena, Reggio Emilia, Milano e tutti i comuni della provincia di Mantova. La piccola Parigi, un appuntamento che, questa è la terza edizione e davvero ci impegniamo per farne tante altre. Grazie Caterina. Incontro tra gli artisti, incontro di arte pubblica, arte relazionale, in quanto tutti questi artisti si relazionano tra di loro e portano un po' di gioia nel paese. Però anche importante perché vengono da diversi paesi e portano esperienze diverse, per cui si conoscono, si confrontano, non restano nel loro spazio piccolo. Quest'anno ce ne sono veramente tanti, veramente da tante parti diverse, per cui anche tra di loro si sentono più compatti, più felici, diciamo. In più c'è questa partecipazione di Stefano Gueresi che sta suonando il piano in questo momento, che è una cosa meravigliosa, per cui la gente si avvicina, i bambini si incuriosiscono. Vado pascolando nubi. Vado pascolando nubi, catturandone i mille colori del tempo, dei volti neri della mia gente. Questa poesia ha i colori, i venti, i mari, gli occhi, la pelle, le palme, le foreste, i laghi della mia terra. La piccola Parigi nasce dai racconti di mia nonna, che mi diceva che Quistello era come la piccola Parigi perché era un paese molto vivace, e per renderlo vivace ha pensato a Parigi, a Montmartre, ai pittori, per fare anche nel nostro piccolo paese una storia d'arte.